Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Oggi siamo su The Hunter, un simulatore di caccia, a mio avviso il più bello mai realizzato su PC, è qualcosa di incredibile, cacciare è veramente difficilissimo. La grafica è superba, puoi stare anche 3 minuti, anche un'ora senza trovare un animale. Allora, qua spieghiamo un attimo il tutto. Allora, ci sono, adesso non mi ricordo qua, una 10-11 specie diverse tra coyote. Attenzione, un'alce ha fatto un suono e il GPS, ecco, è di là, dove vedete il cerchietto sul GPS. Dobbiamo fare piano, ragazzi. Allora, prepariamoci già anche l'arma caricata. Aspettate un attimo, ragazzi, che da un po' che non gioco, quindi sono un po' rincoglionito. Comunque vi spiego, praticamente ci sono 11 specie diverse tra coyote, alci, cervi, addirittura orsi che ti possono attaccare. È il vero simulatore di caccia questo, tra una grafica eccezionale, poi basta un rumore, uno sbaglio e ciao. Aspetta, intanto mi sono dimenticato di fare una cosa. Aspettate un attimo, ragazzi, perché purtroppo... Aspetta un attimo. Non gioco da un pochino, quindi... Ok. Mi sono dimenticato di portare quello per togliere l'odore, perché sennò gli animali sentono... non ce l'ho, cazzo, puttana. Vabbè, niente, devo prenderlo, me lo devo prendere. Perché purtroppo così gli animali possono sentire il mio odore. Vabbè, pazienza. Andiamo col GPS. Sono le 6:04 di mattina. Cioè qua l'obiettivo chiaramente, sì, è ammazzare gli animali, chiaramente non è una cosa meravigliosa, però stiamo parlando di un gioco, ragazzi, quindi insomma nella realtà anch'io non amo molto la caccia, vado a pescare, però la caccia col fucile sinceramente non mi esalta più di tanto, però questo è un gioco, quindi insomma almeno avere la possibilità di provare nei giochi questa cosa non mi sembra una cosa troppo negativa, però nella realtà non è una cosa che mi esalta più di tanto. Ecco qua bisogna anche stare in silenzio per sentire i rumoretti della foresta. Allora. Vediamo se vediamo qualcosa. In questa parte della foresta, che ci sono 5 diverse zone, possiamo cacciare alci, cinghiali, oddio, i turchi, cosa cazzo sono? Aspetta, i tacchini, là, sì, i tacchini mi sembra, gli orsi e i whitetail, che sono dei cervi particolari, insomma. Bisogna stare molto attenti, eh. Comunque la grafica di questo gioco, ragazzi, è meravigliosa. Cioè uno può anche non cacciare, guardarsi solo gli animali e basta. Qua l'obiettivo chiaramente è prendere i maschi adulti con le corna gigantesche che prendono un sacco di punti che vanno nel ranking del gioco. Questo gioco in multiplayer, cioè lo trovi sul sito online. Ok, però infatti ho fatto una piccola cagata, perché in questo momento mi interessa più questo qua. Eccolo qua.
Devo un attimo riprendere la mano, ragazzi, non gioco da un po'. Questo è il richiamo dell'alce. Eccolo là! Attenzione, attenzione ragazzi. Ho visto qualcosa, un attimo. Io qua ho visto qualcosa, porca troia. Bisogna andare molto piano. Il Kumenda non è pazza, io ho visto qualcosa. Sembrava un cervo, un cervo piccolo. Ragazzi, ricordo sempre che è un gioco, quindi insomma chi è animalista e tutto, insomma, spero di non offendere nessuno nel fare questo gioco, ma ripeto, è un gioco, la realtà è ben diversa. Io spero di riuscire a prendere qualcosa, così dopo potranno rendere il video una rottura di coglioni, così mi dite anche se questo gioco vi può interessare. Andiamo a caccia del super cervo da 30.000 punti. Eccolo là. Ragazzi, è là davanti, non so se lo vedete, ma io lo vedo. Eccolo là. Eccolo qua, ragazzi. Porca troia. Devo avvicinarmi un po'. Comunque mi ha risposto anche l'alce, c'è anche un alce qua vicino, eh. Centrata. Adesso bisogna andare a prendere l'animale. Purtroppo non è un animale da trofeo, però almeno insomma, avete visto un po' com'è il gioco. Ho avuto fortuna perché a volte è stato anche più di anche 2 ore senza prendere niente. Vediamo, eccolo qua. Allora, l'ho colpito. Ah, eccola qua, Roosevelt Egg, eccola qua, questa qua era che mi ha risposto. Era un alce, quindi scusate, non era un cervo. È una femmina, 275 kg. Quindi non tanto grande, l'ho colpito nel collo e nel corpo da 60 metri. Ok. Ma qua se voglio fare la foto, va bene, no. Buono ragazzi, scusate, ho avuto un piccolo problemino con Fraps. Niente, allora, insomma, se vi piace questo gioco posso fare altri gameplay, andare, così in maniera da creare anche una serie per riuscire a cacciare il super cervo obeso, il super orso obeso, insomma, o il coyote obeso, o il cinghiale obeso, quello che volete. E niente, raga, alla prossima. Ciao!